La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Con Giandomenico Ricci siamo arrivati qua a Sgonico, vicino a Trieste, nella sede di u-blox. Adesso intervisteremo i responsabili aziendali per capire che cosa produce questa realtà, quali sono gli investimenti, quali sono le prospettive future. Focus importante anche poi con la dottoressa Reina e la dottoressa Vecchietti per capire anche che risorse umane sono ricercate e quali possibilità occupazionali ci sono per la città di Trieste, ma non solo, per lavorare qui in u-blox. Siamo all'interno di u-blox, stiamo per approcciarci nel team test e misure dove incontreremo l'ingegner Godeas e avremo una panoramica di u-blox per capire che cos'è questa azienda, che cosa fa e quante persone annovera come gruppo. Allora, partiamo intanto, grazie per l'ospitalità. Grazie a voi, Godeas. grazie a voi, E piacere. quando è stata fondata u-blox? u-blox è stata fondata nel 1997, quindi in che oltre realtà? In Svizzera, quindi la casa madre è svizzera. Adesso siamo un gruppo internazionale che vede 25 sedi diciamo distribuite in giro per il mondo e consta circa 1000 dipendenti al momento. Ecco, che tipologie di prodotto realizza u-blox? u-blox è specializzato in tecnologie per il cosiddetto Internet delle cose, Internet of Things. Le cose principalmente hanno bisogno di sapere dove si trovano, quindi di essere localizzate, e anche di trasmettere i propri dati sia ad altri dispositivi, ad altre cose, ma anche al cloud, ai server. Ecco, ci parli dell'oggetto che hai in mano. Questo è un esempio, è ovviamente un application board, come la chiamiamo noi, che consta di sensori vari, in questo caso sono sensori medici, quindi c'è un cardiofrequenzimetro e anche un sensore di temperatura. Questi li realizzate voi? Questi no, questi sono a diciamo, la responsabilità dei nostri clienti. Quello che noi facciamo, forniamo il cuore dell'Internet delle cose ai nostri clienti, cioè i moduli per comunicare e per localizzarsi sostanzialmente. Quindi siamo molto attivi nel campo del GPS, quindi della ricezione satellitare per poter permettere alle cose di localizzarsi, e dopo anche molto attivi nella tecnologia cellulare, quindi per poter trasmettere i dati a server. Un settore, il vostro, sicuramente ad alta intensità di tecnologia e di conoscenza. Quanta parte del fatturato, se ce lo può ricordare anche a quanto ammonta, viene reinvestita in questa attività di ricerca e sviluppo che fate internamente? Una parte notevole, circa il 16% del ricavi, questo perché la tecnologia è in costante evoluzione, quindi dobbiamo assolutamente investire in ricerca e sviluppo. Per avere un'idea invece della realtà qui a Sgonico andiamo a intervistare l'ingegner Alibrandi. Allora, siamo approdati nell'area supporto tecnico hardware, siamo in compagnia dell'ingegner Alibrandi e adesso parliamo dello stabilimento qui di Sgonico della u-blox. E quanti dipendenti avete qua? Qui a Sgonico abbiamo 155 dipendenti suddivisi in diversi reparti, perché Sgonico è uno dei siti ricerca e sviluppo della business unit cellular di u-blox, e in particolare qui a Sgonico sviluppiamo i modem basati su tecnologia cellulare. Che cosa ha appunto qui in mano? Questo è uno dei moduli realizzati qui, quindi dall'idea tutta la fase di design, di sviluppo hardware, software, poi validazione del prodotto, certificazione del prodotto secondo le normative vigenti e poi abbiamo il supporto tecnico ai nostri clienti, e abbiamo anche dei dipartimenti che si occupano di qualità e di acquisti. Quindi siamo un po', diciamo, copriamo tutto il ciclo di vita del prodotto, ecco, dall'idea fino alla messa in produzione. Ecco, ma ad esempio qua i suoi colleghi che cosa stanno svolgendo e ad esempio poi anche a che cosa... Ecco, qui ad esempio abbiamo una cameretta che serve per i test a radiofrequenza, appunto in ottica di validare e qualificare i nostri prodotti. Qui, come vedete, c'è un kit dove il nostro modulo è assemblato, un kit di valutazione che noi usiamo per i nostri test, e abbiamo la camera connessa alla strumentazione che simula
diciamo, la rete cellulare e noi possiamo quindi eseguire dei test e verificare la qualità del prodotto. La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV Men at Work.